Giovedì 27 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Nella puntata di oggi caporalato e lavoro nero, Catania Summerfest e poi le vacanze dei nostri amici a quattro zampe. Ma cominciamo con la cronaca. Non sei un buon padre, viene accoltellato a morte per strada. La tragedia a Mascali, dove un 41enne è stato ucciso dal vicino di casa per vecchi rancori. Nel marsupio aveva ancora le forbici utilizzate per l'aggressione. Uccide il vicino di casa che aveva messo in dubbio l'onorabilità della figlia. Un 41enne, Antonio Raciti, è stato ferito mortalmente a Mascali, nel catanese, durante una lite nella centralissima via Roma, intorno all'ora di pranzo. L'aggressore, Giampiero Blanco, 48 anni, lo ha colpito alla gola e al torace con delle forbici, procurandogli delle lesioni gravissime e una vasta emorragia, prima di fuggire via. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri e i sanitari del 118, allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. L'uomo ferito è deceduto poco dopo nell'ospedale di Giarre. L'assassino invece è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno trovato in casa, dove si era barricato con la maglietta ancora sporca di sangue e un marsupio che conteneva le forbici utilizzate per l'aggressione. La lite probabilmente è scaturita dopo alcuni commenti che la vittima avrebbe rivolto all'omicida sulla onorabilità della propria figlia. In particolare quest'ultimo sarebbe stato accusato di non essere un buon padre a causa delle amicizie della ragazza, una 22enne studentessa fuori sede. La Procura di Catania ha disposto il trasferimento dell'arrestato in carcere e l'autopsia, che sarà eseguita domani. Sul posto anche i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche per tutti i rilievi del caso. L'emergenza rifiuti, riaperta la discarica di Lentini, seppure con una soluzione ponte, restano molti nodi da sciogliere. A Catania c'è un lento ritorno alla normalità, in alcuni quartieri regna però ancora l'anarchia. Siamo andati a vedere la situazione nel mercato rionale di Picanello. Vecchie abitudini dure a morire, come quella di non differenziare la spazzatura, sono purtroppo visibili in realtà come San Giorgio e Picanello, sedi anche di storici mercati rionali e storiche criticità. Da queste parti gli appelli di Trantino cadono nel vuoto, rendendo vani gli sforzi dell'amministrazione comunale. Si apre la tenda e cosa succede? Ecco cosa succede. C'è la bella vista, ogni settimana c'è questo casino. È difficile anche per noi documentare che dietro alle bancarelle dove si vendono generi alimentari si trovino montagne di immondizia. Da un lato formaggi e salumi, dall'altro il pesce. Tra i due camion parcheggiati, guardate cosa si trova alle mie spalle. Alzo il telone rosso e dietro una maxi discarica di rifiuti. Generoso l'intervento del presidente della seconda municipalità Carnazza, che su indicazione del sindaco Trantino ha girato in lungo ed in largo tra gli operatori per distribuire sacchetti e volantini. Come fai a dire non montare quando hanno già fatto la spesa nei mercati ittici o agroalimentari? Formaggi e spazzatura non vanno d'accordo. Nonostante i tanti incivili, c'è voglia però di cambiare rotta. Io so come si fa la raccolta differenziata, poiché abitando a Pedara, ma penso che Catania, essendo città, prima o poi riusciranno anche i catanesi a imparare a fare la raccolta differenziata. Io sono sicuro e fiducioso. Dobbiamo differenziare tutti e vogliamo Catania più pulita. All'esterno del mercato, sempre a Picanello, altre 2 cartoline di ordinario degrado. Mobili, porte, divani in strada e montagne di spazzatura all'altezza della fermata AMT in via Duca degli Abruzzi. In quest'ultimo caso il passaggio del bus 530 rappresenterebbe l'unica salvezza. Beh, ci vuole coraggio, davvero. Passiamo all'attualità politica. Rinuncia annunciata e Di Tamaio rimane in giunta in Sicilia. Marco Falcone e Caterina Chinnici vanno a Bruxelles. Il governatore Schifani conferma mister preferenze Tamaio alle attività produttive. Partita del rimpasto riaperta. Vediamo. La scelta è stata fatta. Edi Tamaio, campione di preferenze alle elezioni europee con oltre 121.000 voti, rinuncia al seggio. Forza Italia nel collegio Isole manda così a Bruxelles Marco Falcone e Caterina Chinnici. Quando mancano ancora una decina di giorni per far valere l'opzione, è il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani a comunicare le scelte operate nel suo partito. Lo fa con una conferenza stampa a Roma, con accanto il governatore siciliano Renato Schifani, il coordinatore azzurro Marcello Caruso e con i 2 deputati Tamaio e Caterina Chinnici.
Una scelta precisa, dice Tamayo, di restare perché amo la Sicilia, ma spiega anche che la candidatura è nata per far crescere il partito. Forza Italia in tutto lo stivale può raggiungere il 20%, dice secondo l'esponente siciliano del partito, queste sono le cifre. Con la sua rinuncia Tamayo fa spazio al terzo mandato europeo di Chinnici, dunque figlia di Rocco, magistrato ucciso dalla mafia nell'83. Caterina è già stata a Strasburgo, eletta per 2 volte come indipendente nella lista del PD nel 2014 e nel 2019. Dopo la sfida per la guida della regione siciliana, vinta però da Renato Schifani, nel 2023 ha annunciato il passaggio a Forza Italia. Alle europee di giugno è stata comunque prima dei non eletti con 93.000 preferenze. Non è detto però che Caterina Chinnici compia per intero il suo mandato europeo. Forza Italia potrebbe indicarla fra i 4 componenti di nomina parlamentare alla Corte Costituzionale dopo la scadenza di fine anno. E questo aprirebbe la strada a quello che diventa il primo dei non eletti adesso, Massimo Dell'Utri di Noi Moderati, e potrebbe quindi semplificare l'altra strada, quella in vista del rimpasto nel governo Schifani. Bene, per il momento ci fermiamo qui con l'attualità, passiamo alla rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo con la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Vedete, in primo piano c'è il fatto di cronaca di cui abbiamo parlato proprio in apertura. Non sei un buon padre, viene accoltellato a morte, la tragedia a Mascali, vedremo poi nelle pagine interne. Intanto poi ci sono nuove rivelazioni al processo che si svolge a Caltanissetta, Avola romanzo criminale, Ercolano uccise a Roma il boss del Maiana. Ma altri fatti, altre notizie anche di carattere nazionale, come l'ira di Meloni sull'intesa dell'Unione Europea, attacco a testa bassa, bis di von der Leyen, premier tentata dal no oppure dall'estensione, le opposizioni così isolate l'Italia. Ma intanto Tamayo lascia per Chinnici, Schifani lo blinda in giunta, ma alle attività produttive la staffetta in Forza Italia. La fotonotizia è piuttosto eloquente, stiamo parlando di rifiuti, vedete, tregua a tempo perché è soltanto una questione chiaramente di scadenza, riaperta da ieri la discarica di Lentini, una soluzione ponte con nodi aperti ma aiuta il lento ritorno alla normalità, questo è dunque quello che succede. Poi intanto a Termini Imerese è iniziato, è stato avviato l'iter per il passaggio a Pelligra dello stabilimento ex Fiat che dà speranza a tutti gli addetti e quindi queste sono le notizie diciamo più significative che si ritrovano sulla prima pagina della Sicilia, che poi ha anche un richiamo allo spettacolo per i palinsesti della RAI. Fiorello lascia Viva Rai 2 e pensa ad uno show notturno, quindi dall'alba passerebbe alla notte. Lasciamo stare la prima pagina, andiamo a vedere all'interno, parliamo di rifiuti. La soluzione ponte di 3 mesi, lento ritorno alla normalità, si torna a conferire il timing delle biocelle e il nodo dell'abbancamento sui piazzali, si cerchi una alternativa, questa è la proposta. Intanto Salvini alla Camera, botta e risposta fra comitato del no e Ciucci, il ponte non esclude altre opere, 899 milioni per le infrastrutture idriche, queste sono insomma cifre che sono state date nel corso dell'appuntamento del Question Time. Tamayo Chinnici, staffetta politica, rinuncia annunciata, mister Preferenze lascia il seggio di Bruxelles in favore dell'uscente, resta comunque in giunta, Schifani lo conferma le attività produttive ed è iniziata la partita del rimpasto. Intanto all'Arsa manovra correttiva, ossigeno per l'AST, comuni ma anche per le imprese. Arrivano dunque delle risorse, stiamo parlando di circa 200 milioni per l'appunto. E poi ancora l'operazione Pandora, San Martino, ieri c'è stato l'appello sulla sospensione. Quale che sarà la decisione ne uscirà assolto, sono le parole che abbiamo sentito dall'avvocato di San Martino, intervistato anche nel corso del nostro telegiornale. Sempre le pagine interne, qui c'è la cronaca, tua figlia frequenta brutte persone e lui lo uccide in strada. Lo scontro prima verbale e poi fisico tra i vicini, la vittima coltellata alla gola con un paio di forbici. E ancora a Caltanissetta, come dicevamo sempre dalla prima pagina,
pagina, il nuovo romanzo criminale di Avola, Aldo Ercolano ucciso De Pedis, le stragi del 92, il killer catanese rivela il retroscena sul delitto del boss della Magliana. E per la rete di Matteo Messina Denaro il rito immediato per l'insegnante Martina Gentile, con il passeggino avrebbe portato i pizzini del boss. La pagina dedicata alla città di Catania, vedete, si torna a parlare di emergenza spazzatura, via alla pulizia, ma tempi lunghi, riprese il conferimento nella discarica di Codavolpe, Trantino chiede collaborazione alla città, ieri il mercato di Picanello fra i rifiuti, la differenziata resta l'unica strada per un servizio più snello e meno costoso, ma intanto come vedete ci sono anche altre foto con la spazzatura che viene incendiata per strada. Lasciamo adesso il quotidiano La Sicilia, siamo sul giornale di Sicilia e fa riferimento al voto che c'è stato all'ARS, un salvagente da 200 milioni, precari, ex pipa, asta, rifiuti all'estero, agricoltori e allevatori, sì alla manovra della regione. Il voto dell'ARS sblocca i fondi per i comparti in crisi, a luglio di nuovo in aula e già si prepara la battaglia per le regalie dei deputati, così vengono definiti. Tamaio rinuncia al seggio, subentra Chinnici, e poi sui rifiuti riaperto l'impianto di Lentini, emergenza in via di soluzione con l'ordinanza bis. La foto in prima pagina ci riporta al lago di Pergusa e dunque l'emergenza siccità, cambiamento climatico, il lago di Pergusa non c'è più, il ridotto ad una pozzanghera, non ha immissari, si alimenta soltanto con le piogge, quindi sta scomparendo. La foto è piuttosto eloquente. Favorì il super boss, Martina Gentile va subito a processo. E poi si torna a parlare di Covid, ma per le false vaccinazioni. C'erano delle false vaccinazioni che venivano fatte a pagamento, ci sono 4 condanne a Palermo all'epoca dell'emergenza, succedeva anche questo. La tragedia è avvenuta sulla Palermo-Sciacca la notte fra sabato e domenica. All'alba della domenica Miriam, indagata per la morte del figlio nell'incidente, la donna è tornata a San Giuseppe Jato dove è assistita da una equipe di psicologi, le salme delle vittime in Marocco e Tunisia. Questo dunque per parlare di cronaca. Poi una notizia che si ritrova stamattina un po' su tutti i quotidiani, lo vedremo anche sulle pagine nazionali, la maggiorazione del 120%. Cosa significa? Che ci sarà un maxi sconto a chi assume a tempo indeterminato, per le aziende arrivano degli aiuti da un punto di vista fiscale per chi chiaramente darà lavoro e quindi assumerà a tempo indeterminato. Allora, siamo sulla Gazzetta del Sud, come vedete, da giostra i fiumi di droga. Questo è il titolo principale. A Barcellona si trattavano partite di hashish anche di 250 kg. Questi sono i retroscena della maxi operazione della DDA dei Carabinieri, il ruolo delle donne nel clan. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi nel corso dei nostri telegiornali. E poi vedete anche qui, stavolta una fotonotizia che riguarda la spazzatura che brucia. Il rogo nel vecchio impianto non è stato ancora domato, discarica di Mazzarrà, un disastro annunciato, un'emergenza grave con la quale i vigili del fuoco e la forestale continuano a misurarsi nell'ex discarica di Mazzarò di Sant'Andrea. Non è stato ancora definitivamente domato il rogo che da alcune aree vicine si propaga dentro il sito ed ha divorato buona parte dei rifiuti. Si attendono ora i dati anche sugli inquinamenti dell'aria, questo è il vero problema. Visti gli allarmi precedenti si può parlare di un disastro annunciato. Questo è, diciamo, il tema. Poi anche qui, così come abbiamo visto anche sul quotidiano La Sicilia, l'ira di Meloni sull'Unione Europea, nomine estranee al voto dei cittadini. C'è l'attacco all'asse popolari socialisti liberali, clamorosa astensione, Mattarella dall'Italia non si può prescindere, c'è il richiamo del Colle a quello che sta avvenendo in Europa, insomma prendere in considerazione quanto hanno deciso, votato i cittadini
italiani per le europee. Mosca, nuove minacce agli Stati Uniti, con le armi all'Ucraina c'è il serio rischio di una escalation del conflitto. Alla centrale di Zaporizhzhia, bombe di Kiev sulla stazione di controllo delle radiazioni. Questa è la situazione. Adesso invece andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica, perché c'è un'inchiesta, un viaggio nel cuore della Sicilia dove la sete uccide il bestiame. Un reportage nel Nisseno, la siccità sta mettendo in ginocchio l'agricoltura zootecnica, gli allevatori sono disperati, senza acqua e fieno dobbiamo abbattere gli animali e il lago di Pergusa non c'è più, anche qui c'è questo richiamo. L'emergenza droga, terribile questa fotonotizia che mostra in prima pagina Repubblica a Palermo. Se ci ascoltate possiamo rialzarci, voci e storie della città dolente, sono i racconti anche molte volte delle famiglie. Poi c'è anche una curiosità, c'è un caso sempre sulla prima pagina di Repubblica Palermo. SOS cambiate via, che cosa significa? C'è la chat Telegram contro i posti di blocco per chi magari sta trasportando droga, per chi sta viaggiando per la città con a bordo delle sostanze stupefacenti. Ancora Leoluca Orlando, c'è una bella intervista all'Interno, avete visto, non ero finito e mi votano anche i giovani. Queste le sue riflessioni a proposito del voto avvenuto per l'Europa. Un paio di approfondimenti dalle pagine interne. Intanto vedete il reportage, eccolo qui, con delle foto piuttosto eloquenti, nel cuore della Sicilia. La sete uccide gli animali, sta mettendo in ginocchio la siccità, l'agricoltura del Nisseno, gli allevatori sono disperati, dicono senza fieno e acqua abbattiamo i capi. In provincia di Caltanissetta la terra dà da mangiare a 400 produttori e alle loro famiglie, ma i campi sono arsi e i torrenti sono prosciugati. Questa è la situazione. Adesso, prima di chiudere con la rassegna stampa, diamo un'occhiata anche alle vicende di sport, perché ieri è stato presentato il nuovo allenatore del Palermo Dionisi. Porto entusiasmo, Brunori e Segre ok, primo giorno in rosanero e conferenza stampa con il DS Morgan De Sanctis. Ho parlato con tutti i giocatori, voglio vedere questa squadra in alto, queste sono le sue parole. Visto che ci siamo e abbiamo il tempo, andiamo a vedere anche cosa succede in casa Catania, ne abbiamo parlato ieri nel telegiornale. Catania e Paternò, un patto rosso-azzurro per crescere insieme. Le parole di Grella. Mazzamuto condivide il nostro modo di intendere il calcio e la società giusta. Ieri c'è stata la firma ufficiale di questa collaborazione, ma intanto vorrei segnalare una lettera che è stata inviata ieri dai familiari della professoressa Liliana Pizzo, la signora del volley scomparsa 4 anni fa. Le figlie scrivono: non vogliamo più che il Pala Catania sia intitolato alla professoressa Liliana Pizzo. Una lettera polemica perché insomma si è perso forse un po' troppo tempo per fare questa intitolazione. Mi fermo qui. Bene, fra pochissimo la rassegna stampa nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo alla rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano, a te. Allora, stamattina cominciamo da Avvenire, che ha un titolo particolarissimo, Nuove allucinazioni. Vediamo a che cosa si riferisce. L'ONU rilancia l'allarme sulla diffusione degli oppioidi che sono sintetici, fra le altre cose, soprattutto tra i giovani. Sempre più studenti anche tra le vittime dell'azzardo. In Italia gioca il 44% dei diciottenni, quindi insomma la ludopatia avanza in maniera troppo veloce. Papa Francesco dedica al tema della droga la sua meditazione del mercoledì. La liberalizzazione, dice Francesco, non serve. Queste sono le sue parole. E poi si parla anche di economia. La tassa dei ricchi vale 250 miliardi. Il Brasile proporrà al G20 un prelievo del 2% ai maxi patrimoni. Questa è la proposta che arriverà dal Brasile. Le nomine dell'Unione Europea, l'Italia ora alza la voce, da Mattarella l'ok all'autonomia differenziata. Meloni, il voto va rispettato, il capo dello Stato promulga intanto la legge senza delle osservazioni. Questa è la
Prima pagina di Avvenire. Da Avvenire andiamo al Messaggero e vediamo un po'. L'apertura oggi del Messaggero è sulle vicende romane. Roma una Ferrari senza benzina però, questo è il titolo. Poi gli altri fatti: Meloni sferza l'Unione Europea, no ai caminetti e il Colle non si prescinde dall'Italia. La tragedia, quanto avvenuto in Abruzzo, il selfie dopo il delitto della mala gioventù, l'orrore di Pescara che viene ripreso e viene raccontato con anche altri particolari. Adesso il Fatto Quotidiano, come sempre il titolo spesso di carattere politico, Meloni e Schlein costrette a ingoiare il rospo, Ursula Premier esclusa dai giochi, le leader del PD è in imbarazzo, ma che bipolarismo, scrive ancora il Fatto Quotidiano. Duro attacco all'Unione Europea, Giorgia ancora incerta fra sì astensione e Dem forzati a votare con Fratelli d'Italia. Insomma, una situazione imbarazzante secondo il Fatto Quotidiano. E adesso vediamo invece il Giornale. La battaglia d'Europa, le nomine a Bruxelles, Meloni boccia l'intesa dell'Unione Europea, Mattarella non si prescinde dall'Italia. Autonomia, il Colle firma, nessuna incostituzionalità, almeno per le osservazioni del Capo dello Stato. Lasciamo anche la prima pagina del Giornale, siamo adesso sul Repubblica, che ha un titolo che riguarda sempre le vicende europee. Meloni ci allontana dall'Europa, la Premier furiosa perché politicamente irrilevante nella partita per le nomine chiave di commissari e Parlamento, reagisce aggredendo l'Unione Europea, un gigante burocratico e ideologico dove prevalgono logiche di caminetto che offendono chi ha votato. Mattarella non si può prescindere da Roma. E poi c'è un'inchiesta di Fanpage sulla gioventù nazionale, svastiche e offese antisemite in chat. Questo è quello che scrive Repubblica. Poi ancora siccità e nubifragi, il paese dei due laghi, parla di clima impazzito da nord a sud, dall'alto il lago, vedete, di Garda a livello record per le piogge, perché sta piovendo moltissimo al nord in questa fase, mentre invece a Pergusa, il lago di Pergusa è ridotto praticamente al minimo. L'omicidio di Pescara, il giudice hanno ucciso Thomas per sadismo, queste le parole del magistrato che si occupa dell'inchiesta. Adesso vediamo anche la prima pagina del Corriere, anche qui battaglia sulle nomine dell'Unione Europea, Mattarella non si può escludere l'Italia, autonomia, il Colle firma la legge, oggi il Consiglio Europeo, Meloni ignorano l'esito del voto, l'opposizione si rischia l'isolamento. E ancora sul delitto venuto a Pescara, Thomas, il delitto, poi un selfie sulla spiaggia, il film dell'orrore, quello che viene raccontato, e ancora la fotonotizia, stavolta in prima pagina. Mosca processa il cronista statunitense, tutto in segreto, udienza a porte chiuse, rischia 20 anni per spionaggio ed è cominciato davanti alla Corte regionale il processo a porte chiuse contro Gershkovich, il giornalista americano del Wall Street Journal, rinchiuso da 15 mesi nelle carceri russe, adesso rischia 20 anni dunque. E poi un fatto di carattere internazionale: sono state ore di caos in Bolivia perché c'è stato un tentativo di golpe da parte dei militari, i blindati sono scesi anche nelle strade. E adesso vediamo la prima pagina intanto di Libero. Smentiti i gufi, Mattarella firma l'autonomia, crolla il racconto dei giornali dell'opposizione. Pignorati i conti di Ilaria Salis, l'onorevole Morosa, mozione approvata, la Lombardia via l'iter legale per riscuotere 90.000 euro dovuti per la casa occupata, intanto lei debutta in Europa. E poi la fotonotizia, Giorgia alza la posta sull'Unione Europea e accusa il PD, intesa Ursula bis senza Italia, il Colle si schiera col Premier. Un richiamo in prima pagina sul calcio, il CT, il patto di Spalletti con il cerchio magico per cercare di risollevare le sorti della nostra
nazionale. La vedremo di nuovo in campo sabato alle 18 contro la Svizzera. Fotonotizia clandestina, questo è il titolo scelto dal manifesto. A che cosa si riferisce? Nera per essere stata formalmente esclusa dal patto per le nomine europee, Meloni è pronta a salire a bordo con la von der Leyen un po' di nascosto. La candidata alla Commissione europea ne ha bisogno e ne condivide le scelte di destra, come scrive in una lettera sui migranti. Clandestina, quindi per questo, perché non è un'alleata, diciamo, alla luce del giorno, diciamo così. Autonomia, Mattarella firma subito, questo è il titolo scelto dal manifesto. Altre prime pagine, siamo adesso sulla Stampa di Torino, la vediamo insieme. L'Unione Europea non prescinda dall'Italia, nomina, l'appello di Mattarella, Tajani a Meloni, vota Ursula Schlein a Bruxelles, siamo isolati, oggi il Consiglio europeo. E poi ancora sempre sulle prime pagine, sempre sulla prima pagina, fotonotizia, amore partigiano, il titolo di questa fotonotizia, una bimba, una lettera immaginaria e l'incontro con la vera fidanzata Elena, 14 anni, il mio cuore spezzato. Questo è il racconto che viene fatto sulla prima pagina della Stampa. Poi altre prime come il Riformista, meno male che Sergio c'è, questo è il titolo scelto stamattina. Dà una mano alla Meloni nel difficile confronto con l'Unione Europea, promulga la legge sull'autonomia e silenzia i piagnistei. Insomma, la sintesi dell'operato approvato in questo senso dal Riformista. Poi ancora il Dubbio, Meloni esclusa da Ursula, attacca l'Unione Europea dei caminetti, tradito il voto, dice la Premier dei cittadini. Nomine, la Premier italiana non è stata consultata, ora è il rischio il suo appoggio alla von der Leyen. CSM è caos, niente intesa sulle regole per giudice e pubblici ministeri, il voto è stato rinviato. E ancora vediamo sempre dalle prime pagine la Nazione, nomine Unione Europea, Meloni va allo scontro. E poi abbiamo una fotonotizia che riguarda quanto avvenuto a Roma, la vernice rossa nel nome di Cecchettin, nessun danno, blitz antifemminicidi a Trinità dei Monti. E vedete con le forze dell'ordine, la polizia, della città, quindi i vigili urbani che stanno presidiando la zona. Il tentato golpe in Bolivia, Arce resistere, questo è il titolo. E prima di chiudere andiamo a leggere anche notizie di carattere sportivo. Prendiamo intanto la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Lukaku apre, il Milan, diavolo ci sono io, questo per il mercato. Siamo dalla parte giusta invece per quanto riguarda l'europeo, l'Italia evita quasi tutte le big, sabato la Svizzera, dubbi di Spallette, c'è la storica Giorgia che passa agli ottavi, ha battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo e comunque va avanti. E allora l'occasione azzurra, perché l'occasione azzurra? Perché a questo punto l'Italia avrebbe il cammino spianato, perché nel suo lato del tabellone ha, si fa per dire, soltanto l'Inghilterra e l'Olanda come ostacoli più complicati. Allora Italia, crediamoci, così scrive la Gazzetta. E poi anche, vedete, anche la Repubblica questa mattina, il lato migliore dell'Europa, da sabato c'è il via libera agli ottavi, il percorso aiuta l'Italia, ma vietato illudersi. Quindi hanno colto un po' tutti questo fatto che sul lato del tabellone dell'Italia le difficoltà sono rappresentate dall'Inghilterra e dall'Olanda. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, fra pochissimo parleremo di caporalato e di lavoro nero, ci sarà con noi un dirigente della CGIL. State con noi, buongiorno Sicilia. Previsioni di trabi meteo nella giornata di giovedì, il tempo sull'Italia si farà più stabile e soleggiato, salvo ancora qualche disturbo possibile durante il pomeriggio sulle Alpi orientali.
Infatti la pressione atmosferica andrà aumentando, avremo dunque una giornata all'insegna del sole su tutta la Sicilia con clima asciutto e valori termici compresi tra i 28 e 27 della costa fino a raggiungere anche i 32-33 gradi dell'entroterra. Infatti, osservando proprio i valori, notiamo come le punte più alte sono attese sui settori interni, in particolare sul Nisseno. La tendenza poi per la giornata successiva, quindi in vista di venerdì, vede l'alta pressione che di fatto si impone su tutta l'Italia, favorendo anche un incremento delle temperature. Continuerà ad esserci sole su tutta la Sicilia con clima asciutto, una ventilazione debole e variabile a regime di brezza e valori termici, come dicevo, che tenderanno ad aumentare ulteriormente, raggiungendo anche i 34-35 gradi fino a 36 gradi e oltre sul Nisseno. Ma per maggiori dettagli sulle vostre località seguiteci sull'app di Trebi Meteo. La tragedia di Satnam Singh, giovane bracciante indiano in provincia di Latina che ha fatto una tragica fine, ha commosso e sconvolto l'intero paese. Di questo che vogliamo parlare, quindi di caporalato e di lavoro nero, con il nostro ospite Pippo Glorioso, che è il segretario della Federazione Lavoratori Agroindustria della CGIL di Catania. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Era uno degli invisibili, sono tantissimi. In Italia sono tantissimi, un quarto dei lavoratori in agricoltura è irregolare. Sì, è irregolare. Quindi più o meno possiamo calcolarne una... 230.000. 230.000. Da uno studio fatto dalla fondazione nostra, Placido Rizzotto, è questo. Poi è chiaro che l'agricoltura è il settore dove più si annida il caporalato, dove ci sono più irregolari, perché mentre in un posto fisso è più facile controllare, in aperta campagna diventa più complesso. Da dove arrivano di solito i lavoratori, diciamo, che sono sottoposti al caporalato? Ma al primo posto ci sono lavoratori magrebini, poi ci sono rumeni e poi adesso anche dall'Asia, dall'India, da tutti questi paesi. Vengono perché sono convinti di trovare un'Italia accogliente, di un'Italia dei diritti. Poi così non è, come ha detto la stessa moglie di Satnam Singh, dove dice l'Italia non è un paese buono. Ma lì arrivano clandestinamente naturalmente, o arrivano attraverso, come dire, situazioni un po' più regolari e poi invece vengono immesse in situazioni di irregolarità? In parte arrivano in situazioni di regolarità con contratti a part-time e dopodiché poi, finiti quei contratti, rimangono nel limbo, rimangono come dire, in balia di questi caporali che li sfruttano, perché dobbiamo dire anche questo, questi sono invisibili, ma in realtà chi poi porta la frutta, se noi mangiamo la frutta, se facciamo l'insalata di pomodoro, perché c'è stato qualcuno che le raccolte, dunque non sono poi così invisibili, no? Sono invisibili perché ormai siamo diventati anche un paese di ipocriti, come se non le vedessimo, ma sappiamo tutti che in campagna ci vanno loro con paghe sottostimate, e dunque fosse una situazione, come dire, che a una parte malata del tessuto economico italiano conviene. Certo. Noi abbiamo fatto un'inchiesta recentemente a Paternò, qui in Sicilia. Ciappe Bianchi. Singh lavorava nell'agro, diciamo, Pontino, vicino alla Latina. Dove sono le zone dove maggiormente è diffusa la piaga del caporalato? Guardi, paradossalmente sfatiamo anche questo mito, no? Che è come se la piaga si annidasse più nelle isole a sud, così non è. E anche ormai al nord è diventato usuale. Quindi anche al nord dove? Nel Veneto, anche ovunque, dove c'è come bisogno di manodopera agricola, siccome poi alla fine gli operai per lo più sono questi immigrati, dunque questi clandestini, alla fine è dappertutto. A Paternò è successo a febbraio, no? Un omicidio, vittima di caporalato, un ragazzo ucciso per 15 euro, 18 euro. Qui veramente siamo a una situazione in cui la vita umana non ha nessun valore. Satnam Singh c'è l'incidente sul lavoro, ma poi la cosa che più come dire, colpisce l'atrocità del gesto, che lo buttano in una cassa trattato come uno scarto umano. Quello è veramente qualcosa che la società italiana non può
non può tollerare. Ci sono anche donne che lavorano nei campi nel caporalato? Assolutamente, sono le donne fra gli irregolari, 55.000 sui 230.000 sono le donne italiane che vivono una situazione ancora peggiore rispetto agli uomini, perché sono pagati 20% in meno e perché poi, diciamolo, sono anche vittima di abusi sessuali. Dunque questi vivono una triplice ingiustizia. E sono in aumento, questo fenomeno è un fenomeno? L'aumento è sempre, il fenomeno è sempre in aumento, anche perché se non si abolisce la Bossi-Fini, se non si rivede il numero dei flussi, come dire, questo fenomeno peggiorerà. E da un lato bisogna rivedere la Bossi-Fini, ma dall'altro lato ci vogliono ispettori. E di ieri la notizia che pare che l'INPS e l'INAIL vogliono assumere con procedure rapide, celere, 514 nuovi ispettori, perché poi anche lì alcune leggi ci sono ma vanno fatte rispettare, dunque ci vuole un impegno massiccio del governo e di tutti gli organi preposti a un'attività ispettiva dove bisogna andare lì nei luoghi di lavoro e verificare. Non è possibile, guardi, che a Ciappe Bianche, voi siete stati anche presenti in alcune trasmissioni con noi, a Ciappe Bianche qui a Paternò, le condizioni di vita sono drammatiche e poi ci sono 200 milioni fermi lì del piano... Drammatico, un momento, la fermo. Leggo che ci sono alcuni lavoratori che vengono pagati 10 euro o addirittura nulla, se non acqua e un panino. Questi sono, diciamo, i fenomeni quelli più abnormi, ma la maggior parte viene pagata a cassetta. La riempiono la cassa, se la mettono sulle spalle, la trasportano per 0,50 centesimi e 0,60 centesimi. Trattati peggio degli schiavi. Quando gli danno 30 euro, poi devono dare i soldi al caporale perché gli assicura innanzitutto il reclutamento, poi gli assicura il trasporto con mezzi. Sì. E dunque siamo veramente, poi alla fine ci sono chi deve guadagnare e lucrare anche su questi 30 euro che poi alla fine diventano di meno e poi alla fine te le danno, anziché dartele puntuali, te le danno dopo, perché tanto tu sei sotto ricatto, sei un irregolare, sei un clandestino, devi subire. Ieri la Premier Meloni ha annunciato l'avvio di un certo numero di ispettori, è questa la strada? Ma chiaramente, guardi, la questione degli ispettori, e qui entriamo anche nel campo della sicurezza sul lavoro, non soltanto sul caporalato, mi pare ormai assolutamente, come dire, una situazione che dobbiamo risolvere. Sono pochissimi gli ispettori e dunque vanno immessi perché gli ispettori. Lì com'è? Che non c'è nessuno, che se fanno finta che non esistano questi, no? No, non esistono, sono invisibili. Lo sappiamo tutti, servono all'economia, serve che qualcuno vada a raccogliere queste cose, se poi è irregolare meglio ancora, così possiamo tenerle sempre sotto gioco, abusare di loro. Non è che sono tutti gli stessi gli imprenditori, anche qui voglio dire, non generalizziamo, ma tantissimi sono così. Guarda, se lei pensa che la vicenda che diceva di Satman Singh, no? Questa è un'azienda che ora scopriamo che è dal 2019 che è sotto inchiesta e che si sapeva che utilizzasse queste procedure di caporalato. E 5 anni, nel 2024, se ancora è lì, c'è qualcosa che non funziona, anche, come dire... Ma voi non avete una possibilità di intervento, di controllo, di monitoraggio come sindacato? Assolutamente, noi facciamo delle inchieste, guardi, le inchieste, i dati sono frutto di un lavoro che fa la FLAI CGIL a livello nazionale, andiamo a parlare, andiamo spesso in questi ghetti, in questi luoghi, ma ci troviamo di solito a persone che ha paura a farsi vedere, ha paura a rilasciare l'intervista, denunciamo questi casi, chiaramente ci sono alcune volte, come è successo a Paternò, in cui i carabinieri, le forze dell'ordine intervengono, ma sono tutte situazioni, voglio dire, piccole rispetto al fenomeno che c'è dappertutto, e dunque bisogna che da un lato si applichino queste leggi con maggiore controllo e dall'altro lato rivedere alcune normative come la Bossi-Fini e poi soprattutto, come dire, magari creare una sorta di certificazione delle aziende, no?
perché puntare su queste Che sono clandestine spesso queste aziende, o quasi. Queste aziende oggi nascono, dopodomani Non ci la sono facciamo più. chiudere, ne facciamo un'altra e dunque poi questi possono anche permettersi di inquinare la competizione, no? Perché possono anche fare prezzi più Competitivi, più bassi. più competitivi a danno delle aziende sane. Quando parlate anche voi di rivedere la Bossi-Fini, che è una cosa che ogni tanto riemerge periodicamente, che cosa intendete? Guardi, soprattutto parliamo del numero, non è più possibile, voglio dire, il numero è così basso, se poi sappiamo tutti che la situazione non è questa. Questa Bossi-Fini è da 20 anni, va rivista, e purtroppo devo dire che si dice da tanto, ma poi... Quindi che cosa bisognerebbe fare? Dove va come va modificata? Le regole di ingresso, le quote perché sono troppo basse, e poi rivedere questi contratti come si fanno, da dove partono, chi li prende in carica, tutta una serie di situazioni che devono favorire la legalità e come dire, favorire la legalità e nello stesso tempo rendere queste persone visibili, portarli a regolarizzarli. Perché, guardate, a questo punto, dicevo, è tutta un'ipocrisia, lo sappiamo tutti che ci sono e forse fa comodo a tanti. Lo sanno tutti, come mai non interviene nessuno? E questo è che le leggi non li fa il sindacato, non li faccio io, non li fa lei. Bisogna appunto che questo governo che ha preso, che ieri e l'altro ieri per bocca della Meloni dice che questo fenomeno deve finire, io credo che a questo punto bisogna passare dalle parole ai fatti, perché troppo spesso noi sull'onda dell'emozione, dell'emotività diciamo adesso facciamo e poi il governo poi si scorda. Io le dico, stride ancora giustizia i 200 milioni del PNRR lasciati lì, con il rischio che vengono tolti da questa finalità, che questi sono per togliere i ghetti che ci sono, come quelli che c'è a Paternò e ci sono dappertutto, per fare abitazione, dare le case, dare i letti, dare acqua, dare servizi igienici, per togliere come dire, da questa situazione drammatica. Eppure anche lì siamo fermi, non si riescono a spendere questi soldi. Non si spendono perché non ci sono i programmi. Non ci sono i progetti. Non ci sono, e dunque non si spendono i soldi e noi continuiamo ad avere i ghetti e quei soldi fra poco saranno tolti da lì perché i ritardi accumulati sono tanti. Ma voi riuscite a organizzare dal punto di vista sindacale? No? Oppure sono diffidenti anche nei confronti vostri? Non è che sono impauriti. Impauriti? La paura è la prima cosa, guardi, poi capisci qual è il dramma quotidiano, poi alla fine questi sono irregolari, la sera vanno tutti nuovamente nel ghetto fra di loro. Sì. E dunque è quello che noi facciamo, no? Le attività come dire, sociali, le attività poi vengono senza famiglia, dunque ci troviamo di fronte a persone che anche dal punto di vista psicologico vivono una situazione drammatica e più li ghettizziamo e più questi, voglio dire, stendono ad integrarsi nel tessuto sociale nostro e dunque stiamo creando una sorta di società dove stiamo ghettizzando una parte della popolazione in una situazione, non ne verremo a capo in questo modo. Speriamo che le cose possano cambiare, grazie anche al vostro intervento. Ringrazio Pippo Glorioso, segretario della CGIL, Federazione Lavoratori di Agroindustria di Catania. Grazie per essere stato con noi. Grazie Fra poco per un'altra storia, rimanete con noi. Buongiorno Sicilia. Estate, tempo di vacanze per chi può naturalmente e cominciano i problemi anche per i nostri amici a quattro zampe. Dobbiamo chiedere le istruzioni per cosa fare per rispettarli e aiutarli anche in queste situazioni e lo facciamo con Federico Coccia, veterinario. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Michele, buongiorno. Coccia, accento sulla I, ti ricordi? Coccia, bene. E allora, prima di tutto, in questi giorni con il gran caldo, che bisogna fare? Innanzitutto i cani, come le persone anziane, non vanno portati negli orari più caldi. Questa è la cosa più semplice di tutti, è farli uscire la mattina presto e la sera tardi. Perché dobbiamo ricordarci che i cani, quando li portiamo a passeggio,
non sono alla nostra altezza, ma sono a un livello più basso. A livello più basso c'è meno ossigeno e c'è anche il riverbero della strada, del betume, dei vari marciapiedi, quindi lì c'è ancora meno ossigeno rispetto alla nostra altezza. E detto questo, il mio pensiero va ai cani anziani, specialmente quelli cardiopatici, perché con il caldo, con questo caldo che è anomalo, chiaramente è un caldo anomalo in questo periodo, e poi per tutto il periodo estivo, diciamo che sono quelli più a rischio, ma sono a rischio anche i cani brachicefali, insomma i cani che hanno il muso, per parlare in modo un po' meno tecnico e più semplice, che è schiacciato, la testa grande, hanno problemi, diciamo, rispetto agli altri respiratori, quindi hanno problemi a incanalare aria proprio per le vie pervie delle prime vie aeree, e quindi diciamo che hanno più problemi. Quindi la cosa principale secondo me sono rispettare gli orari, cioè portare i cani fuori quando, diciamo, è più fresco, quindi come ho detto prima, o la mattina presto o la sera tardi. Rinfrescarli con l'acqua è corretto oppure no? Non è sempre corretto, perché si rischia, se gli buttiamo una secchiata d'acqua, rischiamo che possano avere anche una congestione, quindi potrebbe essere anche letale una secchiata d'acqua fredda al cane in un orario molto caldo. Diciamo, inumidirli sì, bagnarli sì, ma con l'acqua tiepida e in modo sempre rispettoso e graduale. Vi ricordate i famosi colpi di calore, quando il cane, magari ecco un cane lasciato in macchina sotto al sole, che appunto in cui questo cane si surriscalda, la temperatura arriva molto alta, e il cane, per aiutarlo, se noi gli buttiamo una secchiata d'acqua, può essere anche letale. Invece bisogna prendere il cane, portarlo in un luogo fresco e inumidire prima le zampette, le ascelle, e poi piano piano il corpo con una garzetta umida. Cioè la temperatura va abbassata gradualmente per non rischiare la vita dello stesso. Molto importante. E se invece si parte, quali sono i suggerimenti? Conviene portarlo con sé, affidarlo a qualcuno, lasciarlo nell'abitazione, sia cani sia gatti? Allora, sai Michele, io come la penso? Io penso che il cane è un amico, quindi il cane, se sta con noi sempre, è parte integrante della nostra famiglia, quindi io penso e sono convinto di questo, che bisogna portarselo in vacanza. Quindi cosa fare? Quando si organizzano le vacanze, chiediamo se in quell'albergo possono ospitare il cane, se in quel camping si possono portare cani o gatti, sempre con le dovute accortezze, se magari affittiamo una casetta, perché no, perché non portarci il nostro gatto, se andiamo magari anche a fare un viaggio oltreoceano. Oggi i nostri amici al quattro zampe si possono portare tranquillamente in treno, in aereo, in nave, in auto, con tutti i mezzi. Abbiamo la possibilità oggi di farli viaggiare con noi, abbiamo i passaporti europei, quindi possiamo viaggiare in tutto il mondo. Questa è la cosa che io di cui sono convinto, e penso che l'animale non è che noi d'estate andiamo al mare e lo lasciamo un mese da solo. Il cane è un animale da branco, è un animale che vive in famiglia con noi, quindi lasciarlo da solo un mese, secondo me, poi è una mia convinzione, non va lasciato solo, non va abbandonato un mese. Certo. Però se non abbiamo questa possibilità, la seconda scelta è un parente che possa accudirlo, un amico che possa accudirlo, già persone che i nostri gatti già conoscono. Terza opzione è la famosa pensione, però tra le pensioni ci sono le pensioni, come in tutte le cose, di serie A e di serie Z. Quindi prima di lasciare un cane o un gatto in pensione, andiamo magari a fare una visita in questa stessa pensione per vedere se è pulita, se il livello igienico è adeguata, e anche vedere come trattano e che rispetto hanno verso i nostri amici a quattro zampe. Se lo affidiamo a un parente o un amico, ci sono delle istruzioni particolari da dargli, e magari non ha dimestichezza. Certo, domanda intelligente.
è pertinente. Allora, l'amico o il parente a cui l'affidiamo, secondo me già lo conosce il cane e il gatto, però cosa facciamo? Noi lasciamo una lista, no? Una lista della spesa, di continuare a dare da mangiare quello che ha sempre mangiato, di portarlo in questi orari fuori, di portarlo al parchetto X perché lì gioca con gli altri cani. Se si lasciano delle istruzioni e magari prima di partire in qualche modo si fa un primo cammino insieme nei giorni prima di partire, magari lo si porta fuori insieme, così il cane non ha il trauma, diciamo, anche di cambiamento di familiare, ecco questo. Certo. Per concludere, dottor Cocea, c'è questa piaga terribile dell'abbandono che ogni volta noi condanniamo, anche si cerca di fare provvedimenti a livello legislativo e così via, però purtroppo rimane diffusa, è vero? Purtroppo sì, è una piaga che io e tutti quelli come me combattiamo da anni. Purtroppo l'abbandono non è più un problema nel nostro paese, ma anche negli altri paesi, ma è un'emergenza. Considerate che un cane abbandonato intanto soffre un disagio tale che abbiamo fatto degli studi che il cane nel momento in cui viene abbandonato, non so se avete visto dei video su internet di quando viene abbandonato, che rincorre anche la macchina da cui è stato lanciato, quindi quella è una cosa terribile. Soffre un tale disagio che praticamente è paragonato al senso della morte, quindi pensate che dolore. 1, 2, quello stesso cane, se attraversa la strada, non solo rischia la vita al cane stesso, certo. Ma anche è un problema per l'incolumità pubblica, perché può creare un incidente di auto e quindi può creare anche problemi e anche può creare problemi anche alle persone. E terzo, nelle strade in Italia ci sono talmente tanti cani randaggi che è un costo anche per lo Stato, no? Prelevarli, chiuderli nei canili, cercare di adottarli, gestirli, dar loro da mangiare, è un costo per lo Stato. Quindi se riusciamo in qualche modo ad inculcare sin da piccoli ai bambini che l'abbandono è un qualcosa che è di brutto, di male nei confronti degli animali e nei confronti proprio è un atto incivile, noi dobbiamo partire dalle scuole. Quello che faccio io e quello che facciamo anche molti colleghi come me, andiamo nelle scuole a parlare con i bambini, perché questa è una piaga sociale, bisogna, diciamo, partire dal basso per arrivare dall'alto e per far sì che in futuro non succedano più queste cose, che gli abbandoni diminuiscano, ma dobbiamo partire dal basso. Suggerimenti perché oggi... giustissimi, grazie al dottor Coccia, che naturalmente ci ha messo in guardia da questa terribile piaga, ma contemporaneamente ci ha dato una serie di informazioni importanti su come comportarci quando noi invece stiamo con i nostri amici a quattro zampe. Adesso Grazie facciamo... a te, Michele. Ciao, buona giornata. Buone vacanze. Facciamo una breve pausa e tra poco parleremo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Parliamo di Catania Summer Fest 2024 con Nuccio Laferrita, che è direttore generale di Punta Capo Concerti. Benvenuto. Buongiorno. Allora, Catania si prepara a una parata di stelle nel nuovo impianto, rinnovato impianto di Villa Bellini e non solo. Saranno tantissimi gli eventi da adesso fino a ottobre, no? Sì, si parte il giorno 4 con un concerto di CCP e Marlene Canza, che è un grande ritorno, diciamo, un gruppo che si riforma, gruppo storico del rock italiano, e poi arriverà il Volo, poi Venditti, poi De Gregori, poi Mannoia, poi insomma c'è un po' di tutto per artisti giovani, per un pubblico più giovane come Ariete o Tommaso Paradiso, piuttosto che insomma i Pooh, un grande ritorno dei Pooh, insomma è una rassegna eterogenea per un pubblico diverso di volta in volta, secondo anche per fasce di età e per... E non è soltanto musica, c'è anche danza, letteratura, arte, cinema, vero?
Sì, diciamo che io il programma generale lo conosco un po' meno, perché io, occupandomi di musica soprattutto, mi sento di parlare di quello. Il programma generale non si realizza comunque alla Villa Bellini, ma in location tipo Castellorsino, il Cortile Platamone, insomma, diciamo Piazza che Federico di Svevia pedonalizzata, esatto. Castellorsino anche adesso. Esatto. E poi la galleria dove è esposta la mostra di Caravaggio, bellissima lì a Santa Chiara. Sì, bellissima, bellissima, anche questa credo che sia una delle cose più interessanti, diciamo, della cultura, del momento culturale della città. Sì, Villa Bellini rinnovata, dicevamo, con finalmente non ci saranno più le lunghe file quando arrivano i divi della musica. Perché? Avete realizzato cosa? Si è realizzato un teatro all'aperto, un grande teatro all'aperto, forse anzi il più grande teatro all'aperto che in Sicilia quest'estate ci sarà. Quindi quanti posti? Arriva quasi a 5.000 posti a sedere, ha la possibilità di ampliare la sua capienza per un pubblico, quando ci sono spettacoli, per un pubblico più giovane, quindi nel caso per esempio di Annalisa vanno via le sedie dal parterre e lì ci sarà un pubblico in piedi. Chi vuole star seduto invece va in tribuna, perché la tribuna è permanente, e in quel caso la struttura arriverà credo anche a 8.000 persone. Le file sono una cosa tipica dei giovani che non vedono l'ora di andare a vedere i loro beniamini, e soprattutto quindi per spettacoli con pubblico in piedi, ma anche se non fosse in piedi è un rito. Per i giovanissimi è bellissimo mettersi già in fila dalle prime ore del mattino con l'ombrello, con la bottiglietta d'acqua, seduti per terra ad aspettare il loro idolo. Però ci sono i posti assegnati questa volta. I posti sono numerati, quindi tu acquisti il tuo posto, il tuo biglietto, e questo ti dà l'opportunità anche di arrivare all'ultimo, insomma, tanto il tuo posto non te lo toglie nessuno. L'importante è che non arrivi dopo l'orario di inizio dello show, se no anche l'artista un pochino. Certo. Con una metropolitana con orari speciali, vero? La metro aperta anche il venerdì e il sabato da Piazza Stesicoro fino all'1 di notte, così. Sì, diciamo l'opportunità della metropolitana è straordinaria, anche non solo per i giovani, un po' per tutti, perché ti consente di non arrivare sino in centro con la macchina e di tornare a casa subito dopo lo spettacolo, e quindi insomma questo è uno dei servizi importanti che verrà messo a disposizione. Torniamo ai protagonisti musicali. Avete fatto una perfetta selezione tra quelli che sono preferiti dai più giovani e i classici, diciamo, gli evergreen, sempre verdi, è vero? Sì, ma perché diciamo che ovviamente la location viene utilizzata per gli artisti più grossi di tutti i generi che riescono a riempirla, però, per cui questo, diciamo, ha favorito una stagione, diciamo, di nomi così importanti, la stessa Emma per esempio, Umberto Tozzi che conclude la sua carriera, quindi è l'ultimo tour di Umberto Tozzi e lo conclude a Catania in questa struttura, Fiorella Mannoia che stavolta si presenta con un'orchestra, quindi sarà uno spettacolo particolarmente ricco, diciamo, ma Achille Lauro che non era mai venuto forse a Catania che io ricordi, poi c'è anche la nostra Marcella Bella, non sono io ad organizzarla, lo organizza. Fantastico. Ma è vero che viene Venditti anche? Antonello Venditti ritorna con questa Notte prima degli esami, quindi ha ripreso un suo grande classico. E anche De Gregori, è vero? E anche Francesco De Gregori. Guarda, abbiamo dei dati eccezionali, insomma, di presenze. Molti biglietti venduti all'estero anche, fuori dalla Sicilia, quindi diciamo che questi concerti stanno facendo da attrattore turistico, e chi arriva, abbiamo verificato con le strutture alberghiere, che chi arriva per vedere il concerto rimane almeno 2 o 3 giorni a visitare la città, a visitare. È un po' come in America dicevano che quel concerto di questa grande star ha innalzato il PIL americano.
noi non stiamo innalzando probabilmente il PIL italiano, ma sicuramente c'è un indotto economico importante per la città e per il territorio e per la Sicilia. Beh, questo è importantissimo, cioè avete verificato che chi arriva da fuori poi non fa mordi e fuggi come si dice solitamente, ma invece si ferma. Assolutamente, e questo vale anche per il turista di prossimità, cioè anche chi viene da Palermo, da Trapani, da Caltanissetta, coglie l'occasione, il concerto è una scusa, diciamo così, per rimanere in città e andare a visitare Catania e visitare magari Aci Castello, Aci Trezza, il nostro Interland, e questo sicuramente è qualcosa di importantissimo per l'economia di un territorio. Quindi si prevedono circa 150.000 presenze di pubblico pagante. 150.000 però, che è un pubblico selezionato, attento, che ha capacità di spesa e che sicuramente qualcosa dovrà pur consumare, diciamo, nella sua permanenza, anche fosse solo un giorno. Quindi questo, diciamo che ecco, la musica, il turismo musicale esiste, è vivo e magari dà una mano anche dal punto di vista lavorativo. E poi, come dicevamo, c'è il resto, che vabbè, non entriamo nei dettagli, ma danza, letteratura, arte e cinema, tant'è vero che sono programmate 67 serate, leggo qua nel vostro programma, al Palazzo della Cultura, 26 al Museo Civico del Castellursino, 7 a Piazza Federico di Svevia e 21 da voi e 19 nella Galleria d'Arte Moderna. Veramente, come dire, un bel programma. Un bel programma con il meglio in questo momento dal punto di vista dell'offerta catanese, direi, i luoghi anche come luoghi. Sì, poi valorizzazione... Valorizzazione del centro storico, delle location, valorizzazione anche del Giardino Bellini, che dire, noi auspichiamo che, si diceva questo con il sindaco alla conferenza stampa, che si possa prima possibile cominciare a programmare il 2025. Lui diceva in futuro mi immagino le star internazionali, vorrei che arrivassero a Catania. Per fare questo bisogna cominciare da adesso a lavorare per il 2025, perché ormai, diciamo, i grandi nomi, i grandi artisti si programmano con più di un anno di anticipo. Beh, le condizioni ci sono tutte, facciamo in bocca al lupo. Si comincia, volevo ricordarlo? Primo concerto è il concerto dei CCP e dei Marlene Kanz. Io mi permetto di citare il primo concerto che organizzo io, che è quello del Volo. Quando? Il Volo che sarà l'11 di luglio. L'11 luglio naturalmente alla Villa. Alla Villa Bellini, perfetto. Esatto. Grazie a Nuccio Lafferisa, direttore generale di Punte a Capo Concerti. Complimenti per tutto questo vastissimo programma che ci aspetta qui a Catania per la nostra estate. E adesso è il momento dell'almanacco. Il 27 giugno è la giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese, istituita dalle Nazioni Unite nel 2017 per sottolineare l'importanza di milioni di attività che impiegano meno di 250 dipendenti nella crescita economica sia a livello nazionale che globale. Le piccole e medie imprese impiegano l'82% dei lavoratori in Italia, ben oltre la media UE, e rappresentano il 92% delle imprese attive. Sapete come si misura l'intensità del suono? Si usa un'unità chiamata decibel, che ci dice quanto forte è il suono in termini di pressione che produce. Ma il decibel è diverso dalle normali unità di misura. Non si sommano o sottraggono come ci si potrebbe aspettare. Per esempio, se avete due fonti sonore da 80 decibel, la loro somma non sarà 160, ma solo 83. Quindi, se state organizzando una festa, è meglio usare una sola cassa più potente anziché molte, ma meno potenti. I vostri vicini vi ringrazieranno. Beh, ma lui non ha bisogno di casse, basta la sua voce pura e semplice per estasiarci. Marco Amato alle prese con le stelle, ecco Marco. Vediamo la tazzina. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Cos'è, una giraffa? Una giraffa, sì. Perché? Come Fa mai? parte della mia collezione Quo vadis? un po' Dove barocca vai? di Madia.
Ho un animale per tutto, insomma. Ah, ecco, perfetto. Oggi è la giornata della giraffa, va bene. Oggi è la giornata della giraffa. Giustissimo, perfetto. E poi? Allora, vi racconto oggi di qualcosa che mi ha molto colpito e che ha captato la mia attenzione, che volevo porre sotto i riflettori delle stelle. Dunque, si prepara un evento molto importante, ovvero l'uscita di un film molto particolare di Martone, che si chiama Fuori. Il film è dedicato a una figura molto particolare di una donna speciale, ovvero quello di Goliarda Sapienza, la storia di una donna, di una poetessa che finisce in galera per un gesto un po' particolare, ma non voglio svelare troppo della trama. Quello che mi ha colpito tantissimo è la scelta del cast totalmente al femminile. E beh, a capeggiare in questo cast sarà la bellissima e fantastica Elodie. Ebbene, proprio lei, la sua bellezza e la sua dote canora vengono scelte proprio da Martone per interpretare un personaggio in questo suo film. Ma non è solo Elodie la star inaspettata, inedita sicuramente per il cinema, ma ce ne sono altre due molto interessanti, ovvero sarà affiancata niente meno che dalla grande Valeria Golino e inoltre ci sarà anche Matilda De Angelis. Tutto questo era una notizia che mi ha molto interessato, ma zodiacalmente, volendone sapere di più, ho scoperto che Elodie è una toro venusiana, bellissima come tutti i segni di Venere, toro e bilancia. Le donne che nascono sotto questo segno zodiacale hanno una marcia in più in termini proprio di bellezza e di femminilità estrema. In particolare la donna toro, se la dovessi descrivere, la descriverei proprio come fece Gabriel García Márquez in Cent'anni di solitudine col personaggio di Remedios la Bella. Era talmente bella che al suo passaggio le fonti ribollivano, i fiori sbocciavano e le mucche si ingravidavano da sole. Ecco il trionfo della natura stessa. A volerla come regista è uno scorpione, Martone tale, ma anche la signora Golino è una scorpione. Ecco, vedete, l'attrazione polare tra toro e scorpione, proprio perché non mi stanco mai di dire che i segni zodiacali vanno capiti spiegando bene quello opposto, proprio perché il toro e lo scorpione rappresentano l'attrazione più creativa, più forte, più naturale, più passionale possibile che lo zodiaco possa configurare. Quindi l'astrologo cosa dice di questa prossima uscita del film? Che sicuramente sarà un film pieno di bellezza, di arte, ma anche di un grande connubio sinergico che non potrà non dare dei risultati a dir poco eccellenti. In bocca al lupo a tutti e siamo tutti in trepida attesa dell'uscita di questo film. Vi racconto un po' del cielo zodiacale di oggi con una dolcissima luna in pesci che privilegia i segni d'acqua, cancro, scorpione e pesci. Oggi anche loro hanno un quid in più, proprio perché quella luna vuole essere rassicurante, vuole trovare il suo spazio di comfort e assolutamente vuole riposare, soprattutto per il cancro che, essendo un segno della luna, sembra a che fare col sonno e col sogno. Lo scorpione che vuole un po' deporre le armi per rifiatare e pensare un po' più a se stessi. I pesci che invece hanno delle prospettive future che vogliono curare un pochino più all'atere. Se va bene agli acqua, anche terra sono messi bene, quindi Toro, Vergine e Capricorno va bene anche per loro, un po' meno al Capricorno perché per adesso avete le opposizioni dal Cancro, ma riposare un po' anche per voi sarà un toccasana, mentre Toro e Vergine invece incrementano su tutto. Gli Aria e Fuoco cosa fanno? Gli Aria sempre un po' distratti con questa luna un po' così sognatrice, in particolare l'Acquario che ce l'ha in seconda casa, quindi vede tutto con un filtro diverso. Acquario ancora che vuole cambiare, che vuole stravolgere tutto e cambiare le carte in tavola, mentre invece i Gemelli oggi sono un po' problematici, un po' pensierosi, è una luna di quadratura. Bilancia ancora aspetta il suo momento ed è un po' impaziente. I Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario con una luna d'acqua chiaramente sono un po' più emotivi gli Ariete perché ce l'hanno
in una posizione di 12ª casa, ma sono anche molto più intuitivi e percettivi. Il leone che si sente sempre fuori dai giochi, ma vuole afferrare una cosa che lo ha stimolato ultimamente e quindi si concentrerà di più. Il Sagittario che invece muoiono dalla voglia di scappare, di fuggire e di ritornare alla loro attitudine, i viaggi. Quindi in bocca al lupo ai Sagittario, magari un weekend di ferie sarà interessante. E detto questo, cari signori, vi auguro una splendida giornata e buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, buongiorno Sicilia. Adesso diamo un'occhiata ancora ai quotidiani, Angelo. Sì, abbiamo visto dalla prima pagina una notizia che può interessare un po' tutti i lavoratori. Maxi bonus per chi assume, la detrazione arriva al 120%, quindi tocca anche le aziende. Scatta il decreto, le agevolazioni dureranno un anno per i contratti a tempo indeterminato, sconto del 130% se i nuovi addetti sono lavoratori fragili, donne con 2 figli e giovani. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo, nel giugno del 1894. Carl Benz, quel signore lì col pizzetto, ottiene il brevetto per il suo motore a combustione interna, ma la vera promotrice della sua invenzione è la moglie Berta, che di nascosto dal marito a bordo di un'automobile intraprende un avventuroso viaggio verso una cittadina distante 45 chilometri. L'impresa ha tale eco che la fama di Benz si diffonde rapidamente e da lì poi nasce tutta la storia della Benz. 27 giugno del 1967 arriva il primo bancomat, entra in funzione a Londra. Quello che oggi appare come un gesto normale non doveva esserlo altrettanto, per l'appunto, nel lontano giugno del 67, quando venne installato il primo bancomat a Enfield Town, zona nord di Londra. Questa dovrebbe essere un'immagine proprio di quel primo bancomat. E poi oggi, ancora, ecco. 1980, la strage di Ustica è uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie, processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro del DC-9 Italia, l'aereo che esplose nei cieli di Ustica e in cui persero la vita 81 persone. L'aereo si sarebbe trovato del tutto casualmente in un triangolo di cielo interessato da operazioni di guerra e sarebbe stato raggiunto e colpito da un missile. Il 27 giugno del 1991 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, eccolo qua, secondo tour del cantante americano per promuovere il suo ultimo album Dangerous, che vuol dire pericoloso, ed è un evento mondiale che batte ogni record di incasso in tutti i paesi in cui fa tappa. È il 27 giugno ma del 2008 Bill Gates, che stiamo vedendo in questa foto, esce dalla finestra. Che cosa significa? Il presidente della Microsoft e inventore del sistema operativo Windows dà le dimissioni, lasciando il suo posto a Steve Ballmer. 27 giugno 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada Facendo. Guardate che capelli che aveva all'epoca, È un po' diverso da oggi, Strano, era la moda, allora era così. Va bene, Strada Facendo è uno degli album di maggiore successo di sempre per Baglioni, più precisamente il suo 9° progetto discografico, un lavoro registrato in Inghilterra, contiene 12 brani inediti, in Italia ha venduto oltre 1 milione di copie, rimanendo al primo posto in classifica per 19 settimane consecutive. Tra gli evergreen della musica italiana, la canzone Strada Facendo parla delle difficoltà che si possono incontrare lungo il cammino della propria vita, ma lancia al tempo stesso messaggi di speranza e di incoraggiamento. Con questo incoraggiamento noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani. Fate una bella strada anche oggi con Claudio Baglioni. Buongiorno Sicilia, a domani.